Viva Cori Treviso! 1, 2, 3, sulle mani! Sport e divertimento alla 32esima edizione della Corri Treviso, che ha entusiasmato la città con il percorso cittadino, atleti professionisti ma anche podisti amatoriali che con la gara open aperta a tutti hanno inaugurato la serata guidati da due sindaci, Paolo Galeano di Preganziolo e Mario Conte, a fare gli onori di casa. Treviso, città europea dello sport, diceva bene il vice sindaco De Checchi, e questi eventi lo confermano, no? Del Giro d'Italia, la Corri Treviso, arriverà una grande manifestazione con il rugby, insomma fare sport fa bene anche ai sindaci, a qualcuno fa più bene di altri e si vede anche, però io auguro davvero una buona corsa all'amico Paolo, auguro una buona corsa a tutti e ricordo che è vietato superare il sindaco di Treviso. Grande soddisfazione per l'organizzazione. Attorno ai 600 iscritti vuol dire che Corri Treviso ha sempre lavorato bene, perché tenere duro 32 anni e sempre rilanciarsi vuol dire che Treviso è bella, quindi merita queste manifestazioni e noi ci mettiamo il massimo perché siano accoglienti per tutti gli atleti. Alla fine per gli uomini è il forlivese Andrea Sanguinetti a tagliare il traguardo in Piazza Duomo, apprezzando il sostegno del pubblico trevigiano. Soprattutto nei viali principali ha aiutato non di poco, insomma, ha tenuto alta la motivazione ed è stato comunque divertente. Per la prova femminile è Rebecca Allonedo, la portacolori dell'atletica vicentina, la regina della gara. È un percorso abbastanza impegnativo perché è tutto su San Pietrini, purtroppo oggi anche il clima ha un po' influenzato perché c'è stata molta umidità, però devo dire che è stata una gara di alto livello. 2, 1, sì!